Oh, caro, ho visto a Rigopiano, l'albergo, che tu, non si capiva se era abusivo o no. Che tu che ci fu la tormenta di neve, ci fu la valanga, e un ruca la valanga, no? Inchia mischina 2 o 3 giorni a telefonare. Oh, vedi che qua siamo sommersi dalla neve, venite a pigliare. Ma che state dicendo? Dice, a me a casa mi dissero che è tutto a posto. Beh, è stato raro, 2 giorni. Poi, tale dice, mo, mandiamoci a qualche, c'è mannaro. Protezione civile, che cominga su, do. Appena arrivato da chi de. Senta, ma qua l'albergo abusivo, qua niente c'è, non c'è né albergo. Dice, qua niente c'è. Che certo, è tutto provocato su Tanive, con tutti i cristiani da rinda. Ci furono 4 condanne, tutte assolte, 4 condanne di un anno e mezzo. Vi ricordate il terremoto dell'Aquila? No? Quando, a parte che la sera si mise a ridere alcune, il terremoto dell'Aquila, la sentenza, che era una para ai palazzini che dei studenti, no? Che era così come fratta, no? Sapendo perché, no? E praticamente dissero che la sentenza dice, che praticamente, ma come? Ma idde, non sapevano che c'era un terremoto in corso? Perché un niscero da casa. Non c'è sta cosa a casa, piano, dice, ma come, non lo sapevi tu che c'era la bufera che muoviti, no? Che te ne vai a vacanza, sai che c'è la bufera. Comunque c'è che ridere, c'è che ridere, perché, come si dice, ride bene che ride ultimo, e presto non rideranno i malfattori dopo i terremoti o dopo le valanghe, non rideranno più i malfattori, ma presto riderà il popolo, perché ride bene che ride ultimo.